Siamo qui con il capitano della Venere in Bikini, Andrea Eusebi. Andrea, una vittoria importante, una vittoria di sofferenza, e gli ultimi 10 minuti la Roma ci ha provato fino alla fine, poi comunque un ottimo risultato che continua la vostra striscia positiva. Quanto è importante vincere e anche, diciamo, in relazione alla pressione che mettete al checco dello Scapigollo? Oggi era importantissimo vincere, lo sapevamo che era difficilissimo, una squadra forte, grintosa, abbiamo già pareggiato 4 pari in Coppa Italia, lo sapevamo che era una partita difficile e sono contento che abbiamo messo un po' di pressione a checco dello Scapigollo. E senti, un'altra cosa, La domanda su Bogdanov me la fai dopo? dimmi cosa vuoi dirmi su Bogdanov? No, vabbè, da me no. Senti, in vista di questi playoff, visto anche gli ultimi minuti, fate sempre questo cambio, levate Nico e mettete Lorenzo a fare la prima punta, se ci vuoi spiegare la motivazione? Perché volevamo, dato che c'eravamo un po' schiacciati, volevamo un po' di velocità davanti. Lorenzo è un po' più rapido, è un po' più mobile, volevamo avere questa possibilità agli ultimi minuti. Senti, forse è proprio questo l'arma in più della Venere, diciamo, questa la versatilità dei propri giocatori che sanno fare più di un ruolo. E poi permettimi di farti una domanda su Gianluca Ponziani, sta facendo un grande campionato, una scoperta per questa Lega Calcio a 8, che ne pensi? Che io già lo conoscevo come giocatore, ma mi ha sorpreso in positivo quest'anno, non me l'aspettavo, è cresciuto durante l'anno, in prestazione, comunque tutto il reparto difensivo veramente non c'è da dire proprio niente, dal portiere ai 3 difensori, veramente sono una marcia in più quest'anno. Ti ringrazio.